Assessore, ecco, lei ha relazionato molto bene qual è il problema, con degli schemi, il costo è aumentato, il dibattito è stato abbastanza vivace. Ecco, che conclusione arrivare a questo dibattito con questi lavoratori? Io penso che non si debba arrivare a una conclusione dopo questo dibattito. Questo dibattito avvia un percorso che spero proficuo e possa portare a buoni risultati per tendere a migliorare la condizione dei nostri bambini fragili all'interno delle istituzioni scolastiche. È vero che un problema c'è, è un problema serio, è un problema di sostenibilità della spesa. Il comune non deve arrendersi alle difficoltà, ma anzi deve partire da queste per cercare sempre maggiori risorse per venire incontro a questo, al fabbisogno dei nostri bambini. È anche vero che dobbiamo cercare, sedendoci attorno a un tavolino, non il comune, ma i veri attori del processo decisionale, quindi i rappresentanti del GLO, intervengano affinché si possa trovare una mediazione tra il bisogno e la sostenibilità. È stata la sintesi dell'accordo? Più che sintesi abbiamo parlato dell'opportunità che ci è stata data da un finanziamento che è arrivato attraverso un decreto della Regione Sicilia, che ha stanziato per il distretto di 01 di Agrigento circa 160.000 euro e da questi 80.000 euro per il comune di Agrigento. L'assemblea dei sindaci che tutti affrontano quotidianamente il problema di garantire il servizio ASACON hanno deciso di stornare su questo servizio e ci consente immediatamente, fatte le procedure necessarie, quindi non appena avremo tra le mani il verbale dell'assemblea dei sindaci, di ridurre il gap esistente ad oggi al 40% portandolo al 20%. Non è una soluzione, ma sicuramente è una piccola cosa che consentirà di migliorare e di garantire un maggiore benessere ai nostri alunni. Giovanna, sei un congiuntivo di questo incontro, un tuo parere? Allora, è un tavolo tecnico, ovviamente ci sono tantissime difficoltà. Quello che è sicuramente l'obiettivo da parte di tutte le associazioni, le famiglie e il comune è quello di volere costruire col tempo, ovviamente superare le difficoltà per costruire dei buoni servizi nel nostro territorio. Un parere su questo incontro, sull'esito dell'incontro, siete soddisfatti o no? Sì, questo tavolo tecnico comunque ha messo in luce le problematiche che sia i bambini che gli enti locali e che le associazioni dei genitori richiedevano di parlarne, quindi almeno si ripristinano il 20% del decurtamento, che era del 40%, almeno abbiamo ottenuto questo mettendoci tutti seduti al tavolo. Noi comunque vogliamo sottolineare l'importanza della figura dell'assistente all'autonomia e comunicazione, che è una figura fondamentale per garantire il diritto allo studio, e quindi si cercherà con questi tavoli, che spero verranno riproposti, di far comprendere il ruolo essenziale e che i bambini non sono un costo per gli enti comunali, ma devono essere il centro inclusivo. Ecco, noi chiediamo questo, che il bambino non è solo una parte economica, che per ogni bambino si riesce a comprendere l'esigenza all'interno degli istituti scolastici. Noi questo chiediamo come associazione ASA e come a sostegno delle famiglie. Avete chiesto anche di partecipare ai prossimi tavoli di concertazione prima che si arrivi ai tagli, mi pare di aver capito. Sì. Sì. Abbiamo chiesto, noi non eravamo stati invitati comunque a questo tavolo tecnico, abbiamo fatto richiesta tramite l'associazione di poter partecipare, il comune comunque a lunedì ci ha invitati al tavolo e quindi ci è dato modo di portare la voce dei lavoratori che comunque effettuano il servizio all'interno delle scuole, e molte volte siamo gli ultimi, l'anello che un poco dove tira la corda. Molti lavoratori logicamente hanno lasciato il servizio perché è un servizio comunque dove non guadagni molto, e quindi con questa decurtazione molti colleghi hanno preso altre strade. Questo che è successo? Ha creato un ulteriore disagio verso i bambini che hanno perso la continuità con la propria assistente, perché noi siamo assistenti specialistici, quindi ci dobbiamo formare perché curiamo la comunicazione aumentativa, la LIS, il BRAI, che sono tutti corsi che paghiamo di nostra tasca, che nessuno ce lo dà, ma questo lo facciamo perché teniamo al lavoro, che è diverso dall'insegnante di sostegno. Siamo figli della stessa legge, ma in realtà copriamo due ruoli diversi.
Quindi la compresenza è fondamentale per noi, perché io non mi voglio occupare di didattica e non la faccio, non ho le competenze per farlo. Io voglio occuparmi di assistente all'autonomia e comunicazione, aiutare questi bambini all'inclusione, integrazione e supporto all'interno delle aule. Questo noi chiediamo come associazione. E quindi chiediamo anche un riconoscimento a livello lavorativo giusto, non chiediamo di avere un monte ore personale, noi chiediamo un riconoscimento giusto delle ore che ci permette di portare avanti una progettazione didattica basata sull'autonomia e sulla comunicazione per l'inclusione dei nostri bambini all'interno delle aule scolastiche.